alla fine, cioè per me è andata bene, insomma abbiamo giocato insieme, qualcosa siamo riusciti a fare, ci vuole un bomber, uno che si trova davanti alla porta e tira, però vabbè, nei prossimi giorni... Poi col tempo magari migliorerà anche l'organizzazione tra i ragazzi. Sì, magari sì. Per trovare un punto positivo, vi siete divertiti almeno? No, sì, ci siamo divertiti, ma se si viene a giocare per divertirsi non per vincere. Va bene, adesso è un piacere, alla prossima. Ciao. Buonasera. Buonasera. Ritorniamo il torneo che lavorato la storia, una vittoria. Siamo partite cariche in questa nuova stagione. Beh, la scorsa stagione è stata un po' travagliata, lo sappiamo tutti. E adesso siamo partite cariche, unite. Abbiamo fatto un bel discorso nello spogliatoio prima di iniziare la partita. E quindi abbiamo vinto perché siamo state unite, siamo state brave. Quindi un applauso a Rossella. E un applauso a colei, un applauso alla squadra. Bravissime. Stasera si può trovare una pezza, forse sotto corta, siete poco più. Sì, abbiamo sbagliato tanto. Sì, vabbè, anche un po' a livello difensivo io stasera non sono stata particolarmente difensiva. Esatto. Però noi tendiamo sempre a migliorare giorno dopo giorno. Dai, prova. Quindi devi iniziare la giornata al futuro. Certo. Sono Pasqua, sta ancora in casa di Uovo di Pasqua. Buonasera dal Santiago Club e dalla Pink Up, siamo qui con Morleo, portiere dell'Acci Picchia, stasera decisivo, ha parato un rigore, ha portato la squadra alla vittoria grazie a un rocambolesco gol con 1-0. I primi 3 punti, cosa pensi di questa vittoria, portiere? Siamo contentissimi perché finalmente abbiamo la possibilità di giocare con squadre equilibrate, adatte. No, non sto scherzando, la nostra altezza, siamo state, cioè come sempre, però con lo spirito in più finalmente abbiamo dato una vittoria. Negli altri tornei non si ottiene. Anzi, in quanto arbitro, devo dire, molto obiettivo, no, non scherzo. Una vittoria già alla prima partita, quindi il torneo si presenta in discesa, come affronterete le altre gare di campagna? Ma io veramente spero per loro che continueremo ad allenarci soprattutto in attacco, perché in difesa ormai siamo ben decise, quindi sì. Abbiamo visto un capitano che ha preso anche una traversa, è stata una partita molto combattuta. Sì, infatti... Comunque facciamo anche complimenti all'avversario, che è una bellissima squadra, è stata anche molto sportiva, è stata una bellissima partita. E cosa dire più? La prossima partita aspira una prossima medaglia magari? No, ma io guarda la medaglia la dedico a loro perché mi hanno stupito, veramente mi hanno fatto emozionare. Quindi... Allora la prossima partita, la prossima medaglia con Morleo. Buonasera da Santiago. Ciao. Buonasera da Santiago, siamo con Lea Garofalo della squadra Palestra Popolare Vincenzo Leone. Grandissima prestazione per questa squadra mista di italiane, spagnole, argentine, colombiane e quant'altro. Partita finita 1-0, sconfitta amara perché la partita era equilibrata. Spiegaci un pochino il tuo punto di vista. È una partita che secondo me potevamo e dovevamo vincere, ci sono stati forse troppi cambi e ci hanno un po' confuso, però l'importante è che abbiamo giocato penso al meglio delle nostre forze. Siete state molto compatte nonostante i numerosi cambi e abbiamo visto un tifo numeroso per questa squadra. Cosa avete di speciale in più alle altre? Il tifo! La tifoseria sicuramente. Promettete questo tifo per ogni match? Assolutamente sì. Benissimo, allora vi aspettiamo alla prossima partita, magari speriamo in una vittoria, visto che è una delle squadre più simpatiche che questo torneo abbia mai incontrato, la posso affermare. Grazie. Complimenti a tutte quante e complimenti anche a Castro, che ha fatto un'ottima prestazione, è stata la più pericolosa delle sue questa sera. Buonasera da Santiago. 2, 1. Salve, buonasera da Santiago, siamo con Regina Ceglia del Testè e Daniela Esposito dell'Iscia di Loscia. Una grande partita, grandi emozioni, un 2-2 che però non accontenta nessuno. Cominciamo da Regina. Il tuo punto di vista sulla partita, questo 2-2 ti soddisfa? Non ti soddisfa? No, mi soddisfa, è stata una partita divertentissima anche perché questo è lo spirito del torneo. E questo è lo spirito del torneo, ci dobbiamo divertire e quindi niente, siamo divertite tantissimo, quindi questa è stata la cosa più bella. Va bene, hai segnato? No. Naturalmente. Due lisci, due Passo gol, al testimone quindi siamo a posto. Daniele Esposito, punto di vista sulla partita, come abbiamo iniziato questo torneo in questo Io penso che abbiamo iniziato benissimo, ci siamo divertiti, era la cosa principale che volevamo. Ci siamo rincontrati con le mie amiche che mi davano un sacco di tempo e ci fa piacere perché la prima partita con Regina, quindi però penso che il 2-2 va bene entrambi. Ci siamo presi gol,
Quali sono le vostre ambizioni in questo torneo? Fare meglio. Ambite alla vittoria finale? Ma io ho vinto la Coppa per play. Lei ha vinto la Coppa per Io play. vincevo il primo posto. Daniela ha grandi ambizioni, molto determinata. Vabbè, prossimo turno Non lo so, che incontriamo. Fermi. non è importante. No, ragazze, perché l'organizzazione è tutto in questo torneo. Ce ne fossero di tornei così in giro. Ecco, da seconda giornata liscio piluscio contro 7 e basta. L'altra volta alle 10 mi hai messo. No, tu. Io alle 10? Va bene. Bella squadra. Invece, Hai fatto benissimo perché sai che gira una ritardataria, complimenti. invece con il Real Schulz. Come affronterai questa gara contro questo Real Schulz? È molto concentrato adesso. con la spugna perché Ma tu le conosci? Buonasera da Santiago, ringraziamo Presidente Regina Ceglia, Daniela Esposito. è stato un piacere. in bocca al lupo per il Complimenti torneo. all'arbitro, veramente. Bravo Grazie. l'arbitro. Buonasera. Grazie. Ciao.